Ovaj grad je star više od 2000 godina. Grad imperatora, senata i gladijatora. Svaki ćošak odiše istorijom i tradicijom. U njegovom srcu Koloseum i dalje stoji kao svedok borbi koje verovatno nikada nisu prestale. Jer Rim ne zaboravlja šta znači rat. Ali današnji rat nema mačeve. I dalje ima arenu, ali sada se zove Olimpiko. I dalje ima vojnike, samo nose dres, ne oklop. I dalje ima narod, samo što je sada jedna strana plava, a druga crvena. Ovaj sukob nije počeo na terenu, počeo je idejom, ponudom i odbijanjem. Godine 1927. Rim je pokušao da se ujedini pod jednim grbom. Lazio je rekao ne. Roma je nastala, a grad se podelio. Od tada to više nisu bili samo klubovi. To su postali karakteri, stilovi života, mentaliteti koji se ne dodiruju već sudaraju. Jedni za sebe kažu da su glas naroda, autentičnog Rima, ulica i tradicije. Drugi nazivaju elitom, aristokratijom, privilegovanima. Ali poenta je što i oni drugi tvrde to isto. I tvrde da baš oni brane čast grada. U Rimu istina je uvek stvar perspektive. Mržnja nije rođena zbog igre, već zbog principa, zbog identiteta. Rim je imao dva tima, imao je dve istine, dva pogleda na ono što znači pripadati ovom gradu. Dve strane iste istorije koje nikada neće pričati isti jezik. Ova priča nije o trofejima, ona je o obsesiji, o lojalnosti, o tome da znaš ko si i protiv koga si. O navijačima čiji se identitet ne nosi, već živi. O igračima koji nisu samo sportisti, već simboli. O deci koja znaju za koga navijaju pre nego što nauče da govore. Ovo nije običan derbi. Ovo je dan kada Rim stane. Kada ceo grad diše isto, ali se deli na dve strane. Dan kada boje nisu moda, već zakletva. Kada ne pitaš gledaš li, već na kojoj si strani. Dobrodošli u Rim. Ovo je večni rat. Prvo ti pitam nešto, je li istina se preselio u Rim samo da bi pratio Lazio? Pa istina je, prvi put sam došao baš za derbi della Capitale, tako da kad jednom osjetiš tu atmosferu, moraš da ostane srce, ti ostane ovde. Tako ako želiš mogu da ti pokažem kako to sve izgleda. O, to bi bilo sjajno. Godina je 1900. Na obali Tibra u kvartu Prati, tačnije na Piazza della Libertà. 9. januara 9 momaka na čelu sa vojnikom po imenu Luigi Biđareli ima ideju ne da osnuje fudbalski klub, već sportsko društvo, jer im tada još ne poznaje duh olimpijskih igara, ali Biđareli ga poznaje i sanja. Tako je 1. januarskog jutra 1900. godine osnovan klub koji će nositi ime cele regije, Società Sportiva Lazio. Biraju plavu i belu, boje grčke zastave u čast domovine olimpizma, a kao simbol biraju orla, simbol rimskih legija, moći i uzvišenosti, jer orao nije samo ptica. U Rimu to je mit. Bio je simbol rimskih legija, leti visoko iznad svih, gleda sa visine, ne spušta se u blato. I zato Lazio nikada nije bio klub iz jednog kvarta, već iz celog regiona. Klub za sve koji veruju da sport nije samo igra, već način života. Ali fudbal dolazi tek 1901. godine, kao jedna od mnogih sekcija. I tada počinje priča o Laziju, najstarijem aktivnom fudbalskom klubu u Rimu. U godinama koje su sledile, dok su se u Italiji razvili veliki klubovi, Rim je imao više timova, ali Lazio je bio prvi. Sve do 1927. Jer te godine politički Rim odlučio da to više nije dovoljno. Glavni grad Ujedinjene Italije mora imati jedan moćan tim koji će srušiti dominaciju klubova sa severa. Ideja je nastala od italijanskog političara Italo Foschija. Foschi se tih godina kao funkcioner povezan sa fašističkim režimom dosta zalagao za reorganizaciju i unapređenje sporta u Italiji. Ideja je bila da svi manji rimski klubovi moraju da se ujedine. Alba, Fortitudo, Romani, svi su pristali. Međutim, Lazio se usprotivio ovoj inicijativi i jedini ostao samostalan, zahvaljujući intervenciji generala Đorđa Vakara. General Vakaro, ugledni član Lazija i tadašnji funkcioner Fudbalskog saveza, iskoristio svoj uticaj da zadrži nezavisnost Lazija i spasi ga od gašenja. I tako, 1927. fuzijom 3 kluba stvorena je nova priča. Rođen je klub po imenu Associazione Sportiva Roma. Boje kluba crvena i žuta, tradicionalne boje Rima, a simbol mučica sa blizancima Romulom i Remom, koji su prema mitologiji osnivači Rima. Ali i ostali novi cilj, da Rim ima klub koji će biti lice naroda, klub kvarta, klasa, ulice. Klub koji nije stvoren da bude aristokratski, već da bude rimski.
da pesma iz Trastevere, Huksa Monteverdea i Korac iz Testaća postanu jedno. Roma je od početka bila više od projekta. Bila je osjećaj kako tvrde glas naroda. A Lazio je ostao svoj. I tako je grad koji je hiljadama godina pokušavao da se ujedini odjednom podeljen. Od tada pa do danas ovo nije samo rivalstvo. Zato ovaj sukob nije počeo na terenu, već na papiru, u kancelariji, sa jednim ne koji je zauvek podijelio Rim. I zapravo start ove podele u Rimu ozvaničit će prvi derbi koji je odigran 1929. godine. Rondinella stadion, 15.000 ljudi, tribine podeljene, atmosfera napeta i Roma pobeđuje 1-0. I osveta je postala pitanje časti. Od tada svaka utakmica je više od rezultata. Jedan klub je nastao da ujedini grad, drugi je rekao ne želimo da budemo od toga. I tako počinje rat koji traje do dan danas. On je i rivalstvo zbog titula, ovo je rivalstvo zbog ideje, a ideje za razliku od titula nikada ne zastarevaju. Na severu i jugu Olimpika stoje dve armije, Kurva Nord i Kurva Sud, dve tribine, dva sveta. Na ovim tribinama ljubav i mržnja idu zajedno. Za svoje sve, protiv drugih sve. Ovdje se veruju boje kao u religiju. Kurva je za njih više od stadiona. U Rimu ne biraš klub, on bira tebe. Kad jednom izabereš boje, one te obeleže za uvek. L'anima della Lazio, una società che ha 125 anni di storia, con una tifoseria che ha vissuto quello che hanno vissuto i laziali, è difficile da esprimere con una parola o con una frase. Probabilmente non si può spiegare. Probabilmente dovresti nascere qui, vivere da quando stai a scuola a quando esci nella vita di tutti i giorni in città. Lì forse, anzi lì sicuramente capisci, ma se non hai vissuto quelle dinamiche lì non ci stanno parole o frasi che possono... Allora, tecnicamente la Lazio ad oggi è la prima squadra della capitale in vita. È una cosa importante perché i furbetti dall'altra parte del Tevere giocano sul fatto che si chiamano come, cioè che hanno il nome della città, che è un nome che la Lazio non ha preso per scelta prima. E sai, anni fa gli facemmo uno striscione con la data di nascita della Lazio, 1900, 400.000 romani veri, perché Roma era piena di romani veri. Quando è nata la Lazio c'erano i romani, quando è nata la Roma e la Roma ha preso piede, ha preso seguito, intanto è stata una fusione di più squadre. Dopodiché il fatto che si chiamassero Roma ha fatto avvicinare tutti quelli che venivano a vivere a Roma dal sud Italia, dal centro Italia, e si volevano sentire parte di qualcosa, si volevano sentire accettati dalla comunità, dalla città, e quindi si buttavano in questo contesto di tifo. Questo sono i tifosi della Roma rispetto ai laziali. I laziali sono sempre stati identità, non sono mai scesi a compromessi, non si sono mai uniti con altre società per diventare Lazio. La Lazio è nata Lazio e è rimasta Lazio. La Lazio è l'unica squadra della città che ha rifiutato l'unione e è rimasta come è nata. Cioè io nasco romano, nasco in un quartiere di Roma dove si parlava solo esclusivamente di calcio, quindi sono stato da sempre tifoso della Roma, sin da bambino mio zio mi portava allo stadio, mi sono innamorato di quei colori, vedere quella curva sud meravigliosa, sempre pensato, sperato di poter un giorno realizzare il mio sogno di indossare la maglia della Roma e di andare a calcare quel campo meraviglioso con quella curva. E quindi aver indossato quella maglia per la prima volta per me è stato un sogno che si è realizzato. Ripeto, quando sei tifoso di una squadra e hai l'amore per quella squadra, la cosa più bella è indossare quella maglia. Okay. E quindi io ho realizzato tutto questo. Per quanto riguarda la squadra avversaria nella città, dall'altro lato della città, praticamente per noi diciamo che fa fonte di orgoglio ancora di più e di vanto, perché praticamente essendo nati prima uno ha lo sfotto a continuo, tu stai zitto, sei nato dopo e quindi te ne approfitti e fai il gaggio, però a loro potete rispondere perché te sei chiamato Roma, che vuol dire? Cioè, la Lazio è la Lazio, è nata prima e non si discute, basta, punto, 1900.
Beh, la Lazio è arrivata dopo un periodo in prestito alla Stonvilla dove cioè, io ero al Milan, non giocavo e quindi cioè, avevo una cosa dentro cioè, non ce la facevo più. Sono arrivato in un secondo piano per fare il secondo di Stracosa, le gerarchie erano così. Alla fine il primo anno ho fatto più di 30 partite, quindi mi ritengo un fortunato per aver giocato in quello stadio, per quella piazza e per quel popolo, perché cioè, vivono il calcio in maniera forte. Diciamo che io ho vissuto i primi anni a Milano, però ero ancora piccolo. Poi quando mi sono trasferito qui a Roma è stato un amore, diciamo, che è scattato subito, sin dall'inizio, perché poi mio padre era una delle squadre in cui è stato più legato, è stata appunto la Lazio, perché ogni volta che tornava all'Olimpico era sempre una gioia sia per lui che tornava nel suo stadio dove ha vinto tanto e anche per i tifosi che dalle dimostrazioni di affetto credo che sia stato uno dei giocatori diciamo, più rappresentativi di quegli anni. Quindi vedere la curva Sud da vicino per la prima volta è stata un'emozione fantastica. Proprio. Non ricordo come se fosse oggi, proprio l'emozione, gradino per gradino, per vedere tutta quella distesa, lo stadio da quella prospettiva, fantastico. No, il mio amore per il club, diciamo che, come hai detto te, sono un figlio della Lazio, a me la Lazio mi ha cresciuto, m'ha dato tanto, mi ha dato tutto. E entrando da piccolo nel settore giovanile, avendo fatto tutte le trafile, è stato qualcosa di importante che mi sono portato dentro per tutta la vita. Diciamo che è stata una crescita insieme a lei ed è stato insomma un amore ricambiato. Praticamente è un corpo, è un tutt'uno, perché comunque sia entri a far parte di una situazione dove ci stanno tante persone, però tante persone sono innamorate di una sola donna, cioè nel senso sono innamorate di una sola fede, sono innamorate dei soli colori, sono innamorate di uno stile di vita e quindi in ogni persona che tu guardi negli occhi c'è lo stesso amore e quindi cammini, vivi e respiri per lo stesso amore, quindi è una cosa fantastica perché è una cosa crescente che senti dentro. Spirito e filosofia, guarda, c'è un motto famoso, diciamo, nell'ambiente romanista, che è quello che la Roma non si discute ma si ama, che a prescindere da tutto, cioè se va bene o se va male, comunque la Roma va sempre difesa, va sempre sostenuta in qualsiasi situazione. E quello è secondo me un motto che rappresenta molto il tifoso della Roma. Di base quando sei piccolo, sai, sei molto incerto nelle scelte, nelle cose, ti fai molto contagiare dagli amici, dalle situazioni che c'hai vicino. Io ho avuto un punto cardine che è stata la mia famiglia che mi ha praticamente vietato di diventare della Roma, cioè mi dissero proprio guarda tu puoi fare tutto nella vita, non ti devi drogare, non devi rubare, non mi devi dire le bugie e non puoi diventare della Roma. Quindi questa è stata, diciamo, una regola fondamentale dentro casa e alla mia domanda del perché non potessi fare queste cose, mi venne risposto perché i romanisti hanno un modo di comportarsi non consono, non educato, ovviamente era generalizzato come discorso, però ecco, molti laziali come principio di lazialità hanno l'antiromanismo non perché la Roma è una squadra che cioè non è, sai, non è quella differenza Barcellona e Spagnol, quel divario calcistico enorme, no? È semplicemente una questione di educazione e di modo di comportarsi, che in città ha fatto tanto la differenza, è stato tanto una spinta che ha proprio portato tanta gente a essere della Lazio e non della Roma, perché per come si è sviluppata poi la storia anche della tifoseria della Lazio e della tifoseria della Roma, diciamo che i laziali sono sempre stati un po' più elitari, un po' più distaccati, un po' più calmi, un po' più educati rispetto al popolo romanista che più che popolo diciamo che è gente, no?
è un po' di tutto, mentre i laziali sono sempre stati un po' più selettivi, un po' più, come ti ho detto, impostati. E questa è una cosa che poi ce l'hai anche dentro da piccolo e quindi è andata avanti così, diciamo. A Roma è la vita, cioè La per me è vita. proprio la mia vita viene scandita dalla Roma, cioè io ho tutti i ricordi che ho, gli aneddoti legati a determinate situazioni della mia vita sono tutte collegate comunque alla Roma, o perlomeno li associo sempre, magari ti ricordi quella volta che stavamo lì, giocava Roma, quella partita, quindi fa proprio da linea temporale della mia vita. Ma praticamente con la Lazio, quando ci nasci, quando ti entra dentro, è una situazione che quando metti poi i piedi in curva e pensi, ok, quella è la mia casa, è la mia seconda famiglia. Quindi ti rimane dentro talmente tanto che la gente poi fa tutto, fa come diciamo un vestito, come un mantello, quando te lo chiudi addosso, ti avvolge e ti chiude e da là ti senti al riparo, al sicuro e farà parte di te per sempre. È una sicurezza come infantile che ti protegge, ti senti curato, ti senti difeso, quindi entra nel tuo corpo e non ti abbandona, è una seconda pelle. I romani vivono la Roma in maniera diversa, sanno che quella maglia cosa significa per il tifoso, sanno cosa vuol dire andare in campo e dare tutto per quella maglia. È chiaro che poi ci sono stati stranieri o altri giocatori che sono venuti a Roma e hanno sempre dato tutto per quella maglia. Però io penso che quando sei nato in quella città, quando fai parte di un contesto dove è tutto uno, perché il tifoso della Roma è una famiglia, la vivi in maniera diversa. Ne budeš deo toga, ne možeš da osjetiš, jer jednostavno treba da izađeš na teren, trebaš da osjetiš tu atmosferu i samo tako možda doživiš sve to. Schifato la frase ultras liberi, fuori gli ultras delle galere. No, se tu vuoi fare l'ultras, sai che vuoi fare l'ultras, te prendi la responsabilità, quello che succede, non piangi, stai zitto, non devi permettere l'abuso di potere, oppure se l'ultras fa delle cose positive per il sociale, tipo raccolta fondi per reparto d'oncologia dell'ospedale o aiutare i canili, è giusto che tu lo sottolinei perché è un atto che il tifoso, l'ultras in questo caso, fa per la società, per il bene della società. Quindi come mi metti sul giornale che l'ultras si è scontrato, mi metti sul giornale che l'ultras ha fatto... Ma non è che l'ultras lo fa perché deve bilanciare, perché il tifoso, cioè l'essere umano è questo, c'ha un lato così e un lato colà. Non ho capito perché devi solo sponsorizzare il lato negativo, perché tu devi fare carriera o in questura o in redazione. Cioè, io nella tifoseria della Lazio mi sono sentito tanto identificato per appartenenza, per educazione nel modo di fare, di vedere le persone allo stadio, in trasferta. Mi è piaciuto subito come ambiente, come mondo, come rispetto tra persone e di conseguenza mi ha preso proprio. Io quando entravo allo stadio non vedevo la partita, guardavo gli spalti sotto, cioè io da sopra, che ero piccolo, quindi non mi mettevo sotto insieme ai ragazzi, mi mettevo su. Però la mia attenzione era sempre rivolta alle parti basse della curva, i movimenti tra ragazzi, le bandiere, lo sventolio, gli stendardi, il folklore. Io guardavo molto sotto invece che guardare la partita. Quando ti senti poi parte di un qualcosa, piano piano, fai fatica a uscirne e quella è un po' l'unica droga che uno ha poi, no? Corro verso la curva perché penso che per un ragazzo romano e laziale insegnare al derby è il cerchio un po' che si chiude, no? Io giocavo ai derby da quando avevo 11-12 anni e quindi poi ti ritrovi allo Stadio Olimpico in una partita di Serie A, tutti i piccoli sogni che metti nel cassetto e che capisci che avveri e quando arriva quel momento è un po' un cerchio che si chiude da quando sei ragazzo. Ripeto, io da quando ero bambino ho sempre pensato che mettere quella maglia sarebbe stato andare in campo ed essere uno di tutti quelli, di tutti quei tifosi che
che purtroppo non hanno realizzato il loro sogno, no? Perché tutti i tifosi, il calcio è la passione di tanti bambini, di tanti, no? Ma arrivano in pochi. E io magari sono stato più fortunato ad aver realizzato quel sogno di giocare a calcio, che è stata la mia passione sin da bambino. Per di più, giocare a calcio per la mia città, per la mia maglia, per i miei tifosi. Quindi da subito sai che quando vai in campo tu sei stato più fortunato di tanti ad andare in campo, ma che vivi la partita come se stai in curva sud. Praticamente l'unione è stata rifiutata dal generale Vaccaro, che comunque sia impedì la fusione tra la S Roma e la Società Sportiva Lazio, e quindi il generale Vaccaro, che faceva parte del periodo del fascismo, e praticamente grazie a lui è stata impedita una fusione. U Rimu trofej se broje prstima jedne ruke, ali zato se pamte za uvek. Roma je prva podigla Scudetto. Bila je to 1942. godina u senci rata. Zatim 1983. kada je kapiten Di Bartolomei vodio Vučicu do druge titule. Dok je Lazio na svoj prvi Scudetto čekao do 74. Ono što su tada uradili Maestrelli, Chinaglia i Wilson ušlo je u istoriju. Dok se o titulama iz prošlosti govori sa divljenjem, one koje su nam još urezane u pamćenje stigle su s prelaskom u novo doba. Mamma mia, siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Stavamo allo stadio, stavamo a morire. Perché non finiva più, e quindi stavamo con la suspense fino all'ultimo, e poi è impazzita la città. Ma l'immagine precisa è stata quella della gente che è scavalcata tutta dentro al campo, e già stanno tutti dentro al campo, quindi l'invasione. Io un'invasione così non l'ho mai vista, proprio una cosa pesante. La gente che piangeva, io mi sono girato all'improvviso tutti a piangere. Mi ricordo lacrime, solo lacrime. Ricordo benissimo tutto quanto, tutto quello che è successo quel giorno, e è stata non passava mai, il tempo non passava mai, non passava veramente mai. E la partita si è conclusa, la nostra facile, Lazio Regina, facile. La loro in condizioni del campo abbastanza particolari, ma la Juventus, voglio dire, è stata forse la squadra che ha rubato più di tutti nella storia del calcio italiano, quindi non ci può essere cioè non accetto nessuna rimostranza su come è stata gestita quella giornata là. Lo scudetto finisce con Perugia-Juve, con l'acqua, con la sospensione di 80 minuti, col gol di Calori. Io ero a Perugia. Ero a Perugia a commentare Perugia-Juve, ero inviato per una radio di Roma, e quindi dovevo fare, diciamo, lo sparring partner del telecronista che commentava la Lazio in casa e che vinse la sua partita. E dovevo fare, che ne so, 30 secondi, aggiornamento, Perugia 0-0, linea a Roma. E invece, col fatto che è slittata di 80 minuti, ho fatto tutta la radiocronaca. E non avevo mai fatto una radiocronaca. Mai. Avevo 20 anni, non avevo mai fatto una radiocronaca. Ho dovuto fare tutta intera, tutta di filato, Perugia-Juventus, annunciando il gol di Calori, che tra l'altro dissi Calori solo io, perché la Rai che faceva l'altra radiocronaca disse Cappioli, tant'è vero che sul maxi schermo dell'Olimpico comparve Perugia-Juve 1-0 Cappioli, invece aveva segnato Calori. Io dissi Calori, qualcuno sbagliò e comparve Cappioli. Però comunque, ecco, io ero lì, testimone oculare, pioveva talmente forte, che lo stadio, io ero sotto la tribuna coperta, ma dallo spazio tra la tribuna e i seggiolini, c'era uno spazio di, che ne so, 6 metri, entrava l'acqua in orizzontale, talmente forte, io sono finito zuppo, bagnato dalla testa ai piedi, completamente bagnato, però è stata un'esperienza incredibile, cioè proprio indimenticabile, una cosa da raccontare, non solo perché la radio per cui lavoravo, ovviamente è una radio di Roma, quindi tifava per la Lazio, quindi eravamo tutti felici di questo 14 maggio, ma anche e soprattutto perché ero stato protagonista di una cosa che non pensavo di fare, pensavo di parlare 2 minuti nel collegamento della radiocronaca della Lazio, e invece ho fatto una radiocronaca intera, tutto il secondo tempo. Ti ripeto, io ero piccolo, quindi diciamo che
Cragnotti ha preso la Lazio, se non sbaglio, nel 91-92 da Galleri. E questa frase, a questa domanda possono risponderti veramente le persone che erano più grandi di me, perché loro hanno vissuto una Lazio non fortissima, cioè sono passati dallo scudetto del 74 al declino degli anni 80 e rivivere, credo, una Lazio vincitrice, una Lazio forte, una Lazio improntata per dominare. Questa domanda gliela dovresti fare a loro. Io ti posso dire che sono stato viziato da Cragnotti, perché io sono cresciuto con l'idea che la Lazio era la squadra più forte d'Italia o che competeva per essere la squadra più forte d'Italia. Passata Cragnotti all'udito, la verità è stata un po' una botta, però ecco, diciamo che mi dovevi fare quella domanda, come è passata Cragnotti all'udito? Ti dico, portami il ventilatore. Beh, il periodo più bello è stato il periodo proprio degli anni 2000, dove la Lazio andava bene, dove ci siamo divertiti. È stato veramente un bel periodo perché eravamo proprio tutti sempre col sorriso così. Il periodo più brutto lo stiamo vivendo ancora adesso con l'udito. Za čitavu svoju istoriju, ova dva kluba su do samog kraja milenijuma osvojila svega 3 trofeja. I onda u 2 sezone 2 titule se sele u Rim. Samo godinu dana kasnije, drugi kraj grada odgovara. Totti, Batistuta i Montella. Paklena trojka. Roma uzima 3. scudetto i celom gradu šalje poruku. Di seguito a cavallo del Giubileo, a cavallo del 2000, che per qualcuno non è stata neanche una cosa casuale, ma va bene. E fu clamoroso perché la Roma non vinceva da 18 anni e strappò lo scudetto proprio alla Lazio, quindi fu una controfesta incredibile. La cosa veramente particolare di tutto questo è che mi ricordo all'epoca la Lazio l'aveva vinto dopo 26 anni lo scudetto, la Roma dopo 18, e quindi dicevamo tra colleghi, ma anche tra amici tifosi di Roma e Lazio, stavolta col cavolo che passano 20 anni dal prossimo scudetto. Siamo a 25 e il tassametro corre e non è che c'è tanto aria di vincerlo velocemente, quindi supereremo sia i 18 della Roma, già superati, ma temo anche i 26 della Lazio. Rim možda nema vitrinu punu trofeja kao neki drugi gradovi, ali zato ima sećanja, ima heroje. Neki su stigli sa strane, drugi su rođeni ovde, ali su svi ostavili trag. Na terenu, na tribinama, u pričama koje se i danas prepričavaju. U gradu gde se fudbal ne igra, već osjeća, oni su postali večni. Za jedne božanstva, za druge izdajnici, ali jedno je sigurno, Rim ih pamti. Per me Long John, lo chiamavano così, no? La canzone è Long John e Viva il Long John. Per me è stato una delle prime forze della Lazio come giocatore, perché comunque sia un giocatore che comunque poi è andato all'estero, in America, è un giocatore che comunque ha attraversato il mare, no? Cioè, che comunque è andato fuori e già era importante, quindi averlo avuto come calciatore della Lazio è stato importante. Di Bartolomei. Per storia, per tutto quello che ha significato per i tifosi da Roma, è l'esempio lampante di come ci si deve sia comportare sia amare una squadra. Tant'è vero che comunque ho chiamato mio figlio anche Agostino per il legame che mi lega insomma a questa figura. Se sono della Roma, tanto lo devo anche a lui, per la sua storia. E Totti e De Rossi, che sono 2 personaggi che comunque mi hanno accompagnato finché ero bambino adesso che sono adulto, quindi per me sono loro 3. Ma io sono nato con la Roma agli anni '80, io sono cresciuto con il mio idolo numero 1 in senso assoluto, che è stato Agostino Di Bartolomei. Tant'è che a mia madre da bambino gli dissi: ma perché non mi hai chiamato Agostino? Ancora mi ricordo questa scena. Ero piccolino e gli chiesi a mia madre per quale motivo mi aveva chiamato Agostino, che per me era l'idolo. È stato il mio idolo in senso assoluto. Capitano, persona splendida, poche parole, ma solo fatti. Ecco, Agostino per me è... Vabbè, Francesco naturalmente siamo cresciuti insieme, è stato il calciatore della Roma più forte di tutti i tempi, il numero 1 assoluto, però naturalmente
per me Agostino è stata la Roma, cioè Agostino è stato, anche se c'erano i vari Bruno Conti, Paolo Roberto Falcao, Pruzzo, tanti giocatori che a me facevano impazzire, però io ho avuto sempre questa cosa su Agostino, che per me è stato un giocatore che magari non rubava l'occhio sia in campo che fuori, però sia in campo che fuori era un leader. Mi raccontavano parenti, amici, e colleghi poi nel tempo anche della grandezza di questo leader silenzioso, no? Perché era un uomo molto particolare e un giocatore molto molto forte. È stato in un mondo che non era mediatico, non era di meme, non era di social, è stato proprio l'antidivo in persona, ma era un giocatore pazzesco, perché poi aveva questo modo di calciare molto forte e prima vedevamo poche partite, poche immagini, non era come adesso che si vede tutto. E la botta di Bartolomei, quel modo di calciare faceva innamorare la gente. Matteo Francesco che vuoi dire? Francesco io l'ho visto crescere, Francesco, abitavo in centro, e lui San Giovanni, quando ancora non aveva patente lo passavo a prendere a casa, lo portavo a Trigoria, tornavamo insieme, stavamo sempre insieme. Ho visto crescere, ragazzo d'oro, veniva da una famiglia meravigliosa, mamma Fiorella, papà Enzo, fratello Riccardo, tutte persone meravigliose. Stavamo spesso insieme a cena e aver visto Francesca arrivare a quei livelli mi ha reso veramente felice, perché so i sacrifici che hanno fatto, come tutti i genitori, per carità, però sai, non è facile, perché poi Francesca aveva tante qualità, era un giocatore straordinario. Non è facile a giovanissimo essere in bocca di tutti, no? In una città come Roma. Lui è stato bravo, ripeto, seguito da una famiglia meravigliosa, è stato bravo a gestire un po' tutto, a diventare quel calciatore straordinario che è diventato, perché per me Francesco Totti è uno dei primi 4-5 giocatori italiani più forti di sempre. Giocatore meraviglioso, giocatore universale, ma ragazzo d'oro, ragazzo umano, un ragazzo splendido che, ripeto, ho visto crescere da bambino, oggi è diventato un uomo e gli mando un grandissimo bacione. Veron, perché Veron per me era il calcio, cioè era bello vederlo proprio giocare a pallone, come toccava il pallone, come correva, l'eleganza, proprio il calcio. E a dir la verità, quel periodo là è stato un'esplosione dei fenomeni per la Lazio, quindi te non posso dire tanti, e ti posso dire della Lazio recente, ti posso dire sicuramente Sergej Milinkovic, per una serie di fattori, l'ho tatuato, c'ho stretto tanto rapporto, è una persona di cuore, e poi mi sono sempre trovato bene, diciamo, in situazioni quando stavamo insieme, e i serbi, tra virgolette, mi piacciono molto come... sono molto vicino al carattere dei serbi e alla dignità dei serbi. Eto, 2 godine kako nije tu, stvarno radi se o fenomenalnom momku i igraču koji je ispisao istoriju ovog kluba. Bio je tu 8 godina i ostavio stvarno veliki trag i dan danas kada se spomene njegovo ime, veliki naklon od svakog navijača Lazio. On je mnogo utakmica odigrao za ovih 8 godina, stvarno neki broj, tipa blizu 450 nastupa je odigrao, znači da je svake sezone igrao, dao je preko 50 golova, preko 50 asistencija napravio, stvarno mislim da je ušao u istoriju kao najbolji stranac što se tiče te neke statistike. I stvarno, gdje god da se spomene Sergej, stvarno svi imaju veliki respekt. Mi si sento ogni tanto, siamo stati compagni per tanti anni. Lui sa che cosa penso di lui come ragazzo, come giocatore. E sicuramente un po' quando l'anno che se n'è andato un po' ci è mancato. Però insomma spero e so che sta bene, quindi sono contento per lui. Ti potrei dire Mihajlovic per tanti fattori, se te ne posso aggiungere un quarto ti dico Gascogne, perché sono innamorato dell'Inghilterra come stile, insomma.
Vabbè, il mio che ho vissuto veramente tanto è Paul Gascoigne, cioè non lo devo dire perché c'ha quel periodo quando ero ragazzo io, come poteva essere, vabbè, quelli dello scudetto, da Verona, Almeida, Salas, che ti posso dire, vabbè, poi Milinkovic adesso, cioè comunque sia, Klose, Miro Klose, cioè... Ha rappresentato il sogno di ogni bambino, quello di nascere a Roma, tifare per la Roma, essere il capitano e il giocatore più forte della storia di quel club e comunque tra i più forti del panorama italiano. Quindi è il sogno di ogni bambino. Ok, se mi puoi dire allora come si sono sentiti i tifosi romanisti o proprio a te quando Totti ha smesso di giocare? Sei Non sono stato riuscito per ad andare allo caso? stadio. No. Quella partita non sono andato allo stadio. Però quando hai Vissuto sentito come la un... notizia? sì, no, l'ho visto in televisione, ma non volevo essere presente perché non vado molto d'accordo con gli addii, quindi me lo sono risparmiato. E la fine di un'epoca. Cioè io, da che ho memoria della Roma, c'è sempre stato, quindi immaginarmi una Roma senza di lui è stato pesante. Quel giorno veramente ho pianto proprio come un bambino perché vedere Francesco, averlo visto iniziare la carriera e finire la carriera, so quanto lui tiene alla Roma, so quanto teneva a tutto, quindi so quanto gli è costato anche, no, dire addio al calcio e dire addio alla Roma. Guarda, sì, come dici te ce ne sono parecchi, però quello più emblematico, ne parlavamo poco fa, è Aldair. Cioè comunque una vita nella Roma, mai una parola fuori posto, sempre professionista esemplare in tutto. Intanto è stato il più forte giocatore della storia della Roma, ed è già un fatto importante. Poi è il giocatore che ha fatto più gol nella storia della Roma, e poi è il secondo giocatore che ha fatto più gol nella storia del calcio italiano, dopo Piola. Quindi insomma, è una grandezza già nei numeri, nelle presenze, in tutto questo. E poi nella bellezza del gioco del calcio. Cioè Totti io lo vidi la prima volta quando esordì a Brescia, parliamo di 30 anni fa, 32, madonna come sono vecchio, e ti faceva innamorare subito, cioè vedevi subito che c'aveva qualcosa di diverso. Se ne sono accorti tutti a Roma, tranne Carlos Bianchi che lo voleva mandare in prestito dalla Sampdoria, ma per fortuna non ci è andato. Secondo me lui tra il 97, perché i primi 3-4 anni un po' affaticato, aveva un po' diciamo, di indolenza che Zeman gli ha tolto con le corse, con i gradoni, con l'attenzione militaresca che aveva. Da quando è arrivato Zeman, quindi dal 97, fino a che si è fatto male nel 2006 contro Vanigli in Roma-Empoli, che poi ha fatto il mondiale praticamente da zoppo vincendolo, in quei 9 anni, 97-2006, è stato, dopo Ronaldo probabilmente, il giocatore più forte al mondo. Con Zidane lì, ecco, in quella fascia di grandissimi. Dopo l'infortunio ha chiaramente perso qualcosa a livello di forza, di mobilità, cominciava ad avere comunque 30 anni suonati e ha fatto gli ultimi 10 anni faticando, sempre con dei grandi lampi di classe. Secondo me non è stato aiutato nella gestione degli ultimi anni, nelle scelte, nei comportamenti, nella lite poi con Spalletti e tutto il resto, però è stato un'icona incredibile che ancora oggi, che sono 8 anni che ha smesso, ancora oggi Totti non può camminare per strada a Roma. Allora, come grandezza di calciatore faccio fatica a pensare che arriverà uno così grande in un settore giovanile, cioè perché Totti non è stato comprato, Totti è nato qua. La grandezza di questa cosa è che Totti è nato qua. Quindi Totti è una cosa di Roma, oltre che della Roma. Di giocatori forti ne sono nati tantissimi, ne sono nati anche persone straordinarie come De Rossi, che oltre che un grande giocatore è un uomo eccezionale, è una bandiera, un esempio, un simbolo per certe cose, addirittura anche per averci messo la faccia in tanti momenti negativi, anche superiore secondo me nel modo di parlare, di esporsi e di esporre a Totti. Quindi di giocatori forti ne sono nati tanti, forti come Totti
secondo me è molto... Poi spero che nasca per Roma e per la Roma, ma è molto difficile. Diciamo che la Roma penso sia una delle pochissime squadre ad aver avuto tanti capitani romani, tanti capitani forti, tante bandiere, perché poi Bruno Conti, Giannini, Totti e poi De Rossi sono stati calciatori che hanno fatto la storia della Roma in varie epoche diverse, sono stati dei cicli diversi, però tutti hanno fatto tantissime partite, tantissime prestazioni nella maglia della Roma. La Roma penso sia una delle poche squadre ad aver avuto quattro bandiere così. Io penso che forse la Roma veramente sia l'unica squadra ad aver avuto tante bandiere così come loro, tanti giocatori forti, tanti capitani importanti, ma soprattutto, ripeto, tante leggende e bandiere. Mnogo velikih imena nosilo je dresove ova dva kluba. Jedan čovek nosio je oba, ali za razliku od drugih, on je jedini stekao poštovanje sa obe strane. Nažalost, više nije sa nama. Veliki borac, velikog srca, Siniša Mihajlović. Ho conosciuto Sinisa Mihajlović, conosco Arianna, conosco i figli da quando sono piccoli, li tatuo da quando sono piccoli. Praticamente ho tatuato proprio anche l'altro ieri Nicolas, che gli sto facendo il ritratto del papà con riflesso il leone e di dietro la curva nord. Poi a Miro gli ho tatuato Sinisa Mihajlović che tira la punizione con di dietro la curva nord. E insomma con loro, guarda, mi vengono i brividi, scusa tuttora, e mi viene da piangere anche. Un grande, io ho avuto, l'ho conosciuto poco, ho avuto la fortuna di conoscerlo ma poco, ma ti dico un grande perché penso che quando hai il rispetto non solo magari da una tifoseria, ma da tante altre, e hai il rispetto come persona, perché a volte magari da fuori sembra che sei visto come solo il calciatore, capito? E quindi io penso che lui sia andato oltre, penso che lui sia stata una persona all'interno del mondo del calcio per bene, e quando sei una persona per bene hai rispetto di tutti, e allora vuol dire che, come dicevo prima, hai lasciato qualcosa oltre le cose sul campo. Sicuramente per la Lazio è stato un giocatore importante, importantissimo, ma penso che sia riduttivo finire con è stato un grande giocatore, penso sia stato un grande uomo. Con Mihajlović l'ho conosciuto, è venuto più volte a studio da noi, ho conosciuto tutta la famiglia e più volte in radio mi hanno chiesto di che cosa ne pensassi di Sinisa Mihajlović. Poi lo dico così, ma lo so che in serbo si dice in maniera diversa. Una persona che, ho sempre risposto in questo modo, una persona che riesce a creare un nucleo familiare del genere è sicuramente un uomo di spessore, perché lui ha una famiglia bellissima, ma non solo, è proprio riuscito a creare a dare un'educazione ai figli, a creare uno stato familiare. Si vede proprio che era un uomo rispettato dentro casa come fuori, ed ha fatto in modo che la famiglia fosse una famiglia piena, zeppa di valori, e questo lo vedo sempre con Dusan, lo vedo sempre con come si comportano tutti quanti, ma non solo con noi, ma in generale in giro, umili, persone con i piedi per terra, tanto una famiglia molto unita, molto stretta. Secondo me è stato un grande uomo e ha anche combattuto la sua malattia con tantissima dignità. Sinisa era una persona incredibile, con un carattere fortissimo, ma io che amo quelli col carattere forte, che prendono posizione, perché io sono uno che prende posizione, quindi adoro la gente che prende posizione. Ho amato Sinisa da quando ha messo piede in Italia a Bari con la Stella Rossa nel 91, poi alla Roma e poi alla Lazio. E poi, se non amavi il suo sinistro, c'hai un problema col gioco del calcio, cioè obiettivamente è difficile vedere un giocatore che gioca in difesa con quei piedi. Sinisa era un mostro tecnicamente, uno dei più bei sinistri che abbiamo mai visto in vita mia, sicuro di quelli difensori, insieme a Roberto Carlos, il migliore che abbia visto in vita mia.
ma la cosa che mi rubava il cuore era la personalità, cioè la capacità di essere un leader assoluto sempre, di non tenersi mai una cosa in bocca e di dire sempre quello che pensava. E è stato veramente una grande conoscenza. È stato il primo calciatore che ho conosciuto. Nel 94, quando era alla Roma, venne d'estate, dove io andavo al mare a Marina di San Nicola, c'era il medico della Roma, Alicicco, e lui venne a trovare Alicicco prima della finale di Coppa Italia col Torino, che poi Roma perse 3-0, andata vinse 5-2 al ritorno, ma perse, alla fine vinse il Torino la Coppa Italia. Lui venne lì e ci giocai a pallone, io avevo 14 anni, ti puoi immaginare la felicità di vedere questo che metteva sta palla col sinistro lì al campetto dove voleva, e poi l'ho rincontrato da addetto ai lavori, da giornalista, lui da giocatore e poi da allenatore, e una sera siamo andati anche a cena dopo un Samp Napoli da Carmine a Genova, dove lui andava spesso a mangiare quando allenava la Samp. Oltre che grande calciatore, grande uomo, persona proprio intelligente, divertente da avere a tavola. Super profumato, era una persona profumata tantissimo. Un rapporto stupendo, anche io quando vado è sempre un grandissimo piacere andare allo stadio e vedere l'affetto che hanno i tifosi della Lazio verso mio padre e verso tutta la mia famiglia, quindi è sempre un onore essere lì a rappresentare, diciamo, la memoria di mio padre insieme ai miei fratelli. Molti lo conoscevano solo dal punto di vista sportivo e non dal punto di vista umano, però quello che voglio che gli altri ricordino fuori dal campo è appunto il fatto di non mollare mai davanti a nulla, sia sullo sport che sulla vita principalmente, quindi questa è una grande lezione che ha dato. Io ho avuto la fortuna di conoscere Sinisa quando lui venne dalla Stella Rossa a Roma, primo anno Don Bosco. Era un ragazzo meraviglioso, giovane, pieno di sensibilità, faceva ridere tutti perché lui era un po' un modello, no? Lui tutto Versace, lui veniva tutto Versace, vestito Versace, camicia tutta colorata, e veniva spesso preso un po' in giro da tutti noi. Era un ragazzo d'oro, un ragazzo meraviglioso, e ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quando ho saputo della sua malattia mi è dispiaciuto da morire, poi purtroppo per la sua scomparsa ha fatto una famiglia meravigliosa, e gli mando un grandissimo abbraccio a sua moglie, ai suoi figli, e ripeto, se n'è andato troppo presto, troppo una bella persona persa troppo presto. U Rimu postoje svi ostali dani i dani kada je derbi. Od ranog jutra grad se ponaša drugačije. Trgovci spuštaju roletne ranije, ulice se dele nevidljivim linijama. Jug više ne priča sa severom. Crvena ne gleda u plavu. U autobusu tišina. U kafiću šapat. Na stanicama zastave, šalovi, ruke u džepovima i pogledi. Niko ne kaže mnogo jer svi već znaju šta sledi. Na Olimpiku se ne igra za bodove. Igra se za nešto što traje od kad znaš za sebe. Derbi je dan kada Rim proključa. I kada se makar na 90 minuta ceo grad pretvori u arenu, a kad sudija svira kraj, neko peva, neko plače, neko ćuti. Ali svi znaju da Rim neće biti isti, bar do sledećeg derbija. Comunque, secondo te, qualcuno a chi non è nato a Roma, diciamo, allora può davvero comprendere quel livello, diciamo, No. di rivalità, no? No, Allora, ci devi nascere, la devi vivere. Perché pure se poi ci diventi, sì, la senti, la puoi captare, però non è come la senti te quando vivi qua, quando nasci qua. Perché noi abbiamo da quando stiamo a scuola da piccoli sta cosa, capito come? E quindi andando a scuola già ti attaccavi, le prime scaramucce già iniziano così in giro, al bar sotto gli amici, le comitive, già c'era house fottò già là così, quindi chi è di Milano, chi è di Firenze, chi è magari non può capire veramente un derby, già chi è di Milano sì, però ecco il derby di Milano pure magari lo puoi captare così, però ecco noi, quello romano è veramente un bel fuoco, capito? È un evento, per chi ama il calcio, è un evento che va vissuto, senza dubbi. Ho accompagnato diverse persone
per la prima volta ad assistere a un derby e sono rimasti tutti estasiati, sia dallo spettacolo sui spalti, sia dall'intensità della gara, da come il tifoso vive il derby dentro lo stadio. Cioè, secondo me, se sei un tifoso di calcio, è un'esperienza che consiglio a tutti. Per me tutti i derby sono speciali, ogni tifoso che vive nella propria città vive il derby come l'apice della tensione. Dopodiché Lazio-Roma non è solo una questione calcistica, è proprio una questione sociale. Io capisco che il derby è difficile da affrontare come tensione, però ci rimette la cattiveria. Il derby è la partita, cioè tutto l'anno ci sono tante partite, però il derby è la partita, cioè quella che tutti aspettiamo, che tutti i tifosi aspettano, che tutti i calciatori aspettano. Non ci sono altre partite che ti danno un'emozione diversa. Quando vinci quella partita vuol dire avere prevalso, no? Essere più forte della tua squadra di questa città. Quindi non ti dico battuto i cugini, quando batti i cugini la vittoria vale doppio. Quando si dice la vittoria è doppio, è vero, i punti sono sempre gli stessi, però ti dà tanto sotto i punti di vista della classifica, sotto i punti di vista della testa, del morale. Perdi quella partita, è il contrario. Si vive, cioè, il derby non comincia alle 20:45 del giorno in cui comincia prima. Comincia prima con le gufate, i laziali dicono vincono i romanisti dicono vincono i laziali, quindi ci si sfotte già sul pronostico. E poi c'è una carica con cui si arriva alla partita già settimanalmente. Le radio a Roma sono un fattore importante, se ne parla tantissimo del derby. Arriva il fischio d'inizio che quasi uno un po' si rilassa, perché è già da 7 giorni che non stai pensando ad altro, quindi la partita è quasi il meno, è più il contorno che fa rumore. La mia prima scenografia facendo Come on Guys, le mani con la sciarpa, che rappresenta, diciamo, il tifoso con le mani con la sciarpa che esce dalla curva. Quella mi ha toccato un po' di più, perché essendo la prima che ho fatto, venne Paul Gascogne, l'ho raccontata un po' di volte in sede, quel periodo, quindi per noi nasce ancora di più il tifo all'inglese. Però praticamente stavo facendo degli stendardi per la scenografia del derby e avevo fatto anche queste mani con la sciarpa, però in piccolo. Lui lei scende in sede, quando stavamo ancora lì a Ostiense, via Bartolomeo Bossi, e gli ho detto: ma perché non ci firmi qualche cosa su uno stendardo così? Ha scelto proprio le mani con la sciarpa e scrisse Come on Guys. Allora lì decidemmo di fare la scenografia con Come on Guys e abbiamo approcciato questa situazione, ma ce la facciamo, 50 metri, disegna, ce la fai, insomma, di qua e di là, e ho portato la mia prima scenografia Come on Guys con la firma De Gazza e abbiamo provato a farla e ci è riuscita. E da là poi sono partite tutte le scenografie. No, è tutto, cioè per me è sopravvivenza, perché come tu ben sai l'ambiente con cui lavoro, quindi i miei amici, i miei colleghi, vincere il derby vuol dire proprio venire al lavoro, camminare per la città con una spensieratezza allucinante. È più la paura di perdere che la voglia di vincere tante volte. Quindi è fondamentale proprio, perlomeno non perdere. Quindi è molto più che una partita. Ok, come spieghi quel livello di emozione e tensione che respira Roma nella settimana del derby? Diciamo? È paura. Paura. Come dicevo prima, è paura, perché è molto di più la paura di perdere che la voglia di vincere. Perché sai a quello che va incontro se dovessi perdere un derby, soprattutto in maniera magari anche o sfortunata, quindi con un episodio, o in maniera larga. Quindi è molta più la paura che la voglia di vincere. No, ovviamente è una città che vive intensamente il calcio in generale, non parliamo del derby, che 10 giorni, 2 settimane prima del derby la gente ti ferma, ti raccomanda, ti avverte, è una partita che significa tanto ed è normale. Io ti posso dire che c'è un derby così sentito e ne ho giocato qualcuno.
per me è difficile trovarlo. Cosa significa quello che succede prima e soprattutto quello che succede dopo, a Roma se multiplika. Osjeća se sigurno 2-3 nedelje pred sam derbi, svi pričaju samo o toj utakmici, to je utakmica godine za sve navijače, tako da ali mi igrači koji smo dugo tu godina jednostavno znamo šta znači za njih derbi i da samo ta utakmica se računa što se tiče, da kažem, polusezone, da je najbitnije da se ne izgubi i nakon derbija isto tako 2-3 nedelje se samo priča o toj utakmici. Pa sigurno da je više od same utakmice. Kao što sam i rekao, mnogo navijača ovde živi za tu utakmicu, jednostavno utakmica sezone. Sigurno da bi ga stavio među top 3, jer opet ne može se porediti derbi Inter Milan i Roma Lazio. Jednostavno mislim da je ovde mnogo vrelija atmosfera, tako da sigurno da važi za jedan od većih derbija u Europi. Cioè due volte devi vincere almeno in una stagione, che sono i due derby. È una sensazione meravigliosa perché sappiamo cosa significa per la metà della città e anche se noi che eravamo un po' a Formello, un po' isolati, la città io non l'ho vissuto così tanto, però ovviamente è un derby molto molto sentito ed era una gioia vincere, no? No, sicuramente non è una partita normale. Un rapporto che in questa città è necessario. Il derby non è una partita come le altre qui, non è una partita come le altre per chi la gioca, non è una partita come le altre per chi la vive da fuori. Il derby di Roma si dice che sia qualcosa di provinciale, ma per noi che siamo qui è un po' ci serve, a noi ci serve andare al bar, ci serve chiamare l'amico per prenderlo in giro, è qualcosa che ti porti dentro da quando sei ragazzo, quindi e credo che in poche altre piazze si possa vivere questa partita in questo modo. Beh, noi il derby l'abbiamo sempre vissuto molto pesantemente perché per noi il derby inizia settimane prima dalla preparazione della scenografia, quindi per noi l'ansia, cioè diciamo l'ansia, lo stress che proviamo è tanto, perché comunque sia, poi noi arriviamo al derby che siamo scarichi, perché comunque abbiamo fatto settimane di pittura, settimane di organizzazione e quindi ci arrivi che stai proprio manco ove di più. Poi quando stai là ti casca tutto il mondo addosso e speri di vincere, perché già speri di vincere sui spalti con la scenografia, quella è la cosa più importante per noi, vincere sui spalti perché è la cosa che ci rappresenta e c'è lo sfottò con la curva avversaria, quindi con la Roma, e quindi c'è sta la sorpresa, chi ha fatto la cosa più bella, chi ha fatto la cosa più figa, chi ha fatto la cosa più del momento, cioè chi canta di più, cioè ci stanno queste rivalità che sono cavolate, però insomma per noi sono le cose più essenziali. E poi stare insieme è quello che ti porta ancora di più a completare il derby. Penso che a livello di stadio, a livello di sensazioni, di quello che si vive la settimana prima della partita, come il derby di Roma, cioè, mi sembra difficile trovare uno. Ho giocato Liverpool-Everton, Liverpool-Manchester, Barcellona-Real Madrid addirittura, Napoli-Roma, Napoli-Juventus. Però come un Lazio-Roma mi viene da dire che sicuramente è quello più intenso. Quando hai segnato, quando senti da Curo che cantano il tuo nome, come ti senti? Bello, è difficile da spiegare perché comunque vuol dire che magari hai dato qualcosa, hai lasciato qualcosa, magari non solo come calciatore, magari trasmetti qualcosa a tutti e quindi quando sei dentro e senti intonare il tuo nome, diciamo, ti senti un po' orgoglioso. Beh, sicuramente loro ti diranno sempre che sono la prima squadra della capitale e se parli con uno della Lazio siamo noi. Una cosa è chiara, non importa come arrivi al derby, se in un momento molto positivo come la Roma in questo momento o meno, alla fine un derby è un derby e non conta quello che hai fatto fino a quel giorno. Che ti devo dire, tifoso dalla Lazio, per me è dalla Lazio e quindi rimane un'elite.
è tifoso da Roma, rimane una periferia. Tu dici la periferia, come può essere lo stile di Roma Nord, lo stile di Roma Sud, sì. È sempre stata un po' così la situazione, perché diciamo che il romanista all'occhio sembra più boro, sembra un po' più periferico, diciamo, dai. Sì, vabbè, io sono una persona che ha vissuto tanto calcio, sicuramente volevo dare una mano, sono arrivato un po' a fare il secondo, poi come sono andate le cose mi ritengo, ho avuto la fortuna di essere un pochino più importante, più protagonista e sicuramente il rispetto me l'ho guadagnato in campo. Molta tensione perché comunque sia, ecco, poi specialmente con la situazione che non sai come accadrà, perché comunque non sai se vinci o perdi, e quindi è sempre quella la situazione. Oltre allo sfottò da gente di amici tuoi che ti incontra per strada, certe volte schivi pure, vai al bar e non ci vai, capito? Per evitare, quindi è una tensione grandissima. A Lazio in 3 parole: fierezza, identità, tradizione. Lazio ordine, Roma caos. Lazio civiltà, Roma inciviltà. In 3 parole, 2. Tempo fa è stata fatta una felpa che secondo me è molto rappresentativa. La Roma è aristocratica e popolare. Odanost, familija i strast. Non lo so, passione, fedeltà e amore. Unico grande amore, unico grande amore. Passione, onore e fierezza. Alla fine cioè, è più un sentimento dentro di una grandissima città dove vai a lottare con un'altra metà della città che parlando male ti rompe le palle a ogni sconfitta, a ogni momento buio. Per quello quelle 3 parole definiscono un po' cosa significa essere laziale. Au čovječ, koja priča, koja ludilo. Sad mi je sve apsolutno jasno. Sada se skonto o čemu sam ti pričao sve ove dane, tako da, što bi rekli, la guerra je eterna, sad si doživeo i sad znaš o čemu sam ti pričao ovih dana. Apsolutno mi je jasno. Ajmo na pivu. Ajde.